Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo oggi da Bassano del Grappa, dove è in corso una manifestazione del sindacato che pone dubbi sulla correlazione tra vaccinazioni e morti improvvise dopo il caso del decesso di 2 medici dell'UL7 e di 2 insegnanti del liceo Brocchi di Bassano. Sentiamo Mirko Cavallin, il nostro inviato, con Alessandro Costacurta per la parte tecnica all'esterno dell'ospedale San Bassiano. Buongiorno da Bassano del Grappa, siamo all'esterno dell'ospedale San Bassiano, dove questa mattina si è svolta ed è ancora in corso una manifestazione da parte del sindacato CUB Pubblico Impiego. Il caso riguarda quello dell'infermiere Lucio Basso, che è qui alla mia sinistra, e parte anche da alcuni fatti di cronaca, cioè le morti recentissime di 2 docenti del liceo Brocchi, il professor Diego Della Stella e la professoressa Alessandra De Poli, e anche di 2 medici, Cristina Bordin, medico di base che operava tra Enego e Valbrenta, e Anna Elena Contin, pediatra all'ospedale di Sant'Orso, quest'ultima appena 34enne. I manifestanti di oggi sottolineano la propria preoccupazione per una possibile correlazione tra i vaccini e queste morti improvvise o anche tumori fulminanti. Questi sono ovviamente fatti scientifici che andranno chiaramente dimostrati. Ma partiamo dal caso di Lucio Basso. Oggi per la 4ª volta davanti alla commissione aziendale, ma partiamo dalle prime 3, che cos'era successo? La prima è stata per la mia uscita, la mia intervista rilasciata al giornale di Vicenza nel marzo del 2020 per la mia dichiarazione che era un diritto nostro non vaccinarci. Ero latore anche se ho lavorato in solitaria, diciamo veramente, però di tutta una massa di dipendenti che non erano convinti proprio dello strumento, della cura, ecco, e bisogna tornare a pensare a questo. Questa è stata la prima. La seconda, quando è uscito il Green Pass, io da non vaccinato non avevo accesso alla mensa e quindi ho deciso di fare una protesta, in quel caso sindacale, e eravamo già dentro, insomma, il movimento, e mi sono messo a mangiare sui gradini fuori come un barbone, insomma, ecco. Ho postato per fare, come dire, far conoscere che c'erano delle persone che avevano un dissenso rispetto a questo, e c'è stato un provvedimento disciplinare e 10 giorni di sospensione. Il terzo provvedimento è stato nell'ottobre del 2021, quando hanno sgombrato il porto di Trieste. La settimana dopo c'è stata una grande manifestazione con 4-5 mila persone qua in Prato Santa Caterina, e io ho dichiarato che ero entrato, come dire, qualcosa mi aveva spinto alla militanza, le dichiarazioni del dottor Bramessa, il mio direttore generale, che aveva detto che avremmo dovuto cambiare lavoro, cioè che dovevamo essere licenziati o cambiare strada. Quella di oggi è una cosa in corso, quindi è di altra dimensione, però il senso di questa cosa noi l'abbiamo interpretato come una pressione nei miei confronti. Qui c'è un popolo libero che ha ancora la libertà di dire le cose. Ci sono stati nella storia tanti morti e tanti sacrifici da parte dei nostri padri, nonni, chi ci ha preceduto, e allora non la dobbiamo sprecare. Noi parliamo oggi anche di queste domande sulle morti improvvise che tutti conosciamo, e non c'è nessuno che sta facendo qualcosa di serio. La fermo, così diamo spazio anche all'altra ospite. Ricordiamo che l'obbligo vaccinale per i dipendenti sanitari e anche gli insegnanti è decaduto già dal 2022, quindi già passata la pandemia. Ma più in generale, Maria Teresa Turetta del CUB regionale, quali sono le questioni che sollevate? Le questioni sono la volontà di ricercare se ci sono delle correlazioni tra la campagna vaccinale obbligatoria per legge dal 2021 al 2022, che ha riguardato soprattutto le professioni dei medici, dei sanitari, degli operatori delle case di riposo e degli insegnanti. Ecco, guarda caso in una settimana ci sono stati 2 decessi di 2 medici, di cui uno giovane, un tumore fulminante e una morte improvvisa, che lascia sempre dei dubbi. Già la morte improvvisa, che non trova spiegazioni in un giovane di 34 anni, dovrebbe lanciare delle domande. E 2 insegnanti che sono morti in 24 ore, nel giro di 24 ore, uno per morte improvvisa e uno per tumore. Non solo, c'è un'esplosione di casi di tumore che è rilevabile a livello individuale, ma comincia a parlarne anche la stampa. Allora,
Chiediamo a queste istituzioni, al direttore Bramezza, di fare delle indagini. Sì, lo faremo, lo abbiamo già fatto, ma a questo punto lo faremo come sindacato, intimandogli di farlo, presentando un dossier con i casi che stanno uscendo quotidianamente sulla stampa, per dirgli: guarda che è ora di fare questa indagine epidemiologica, lo devi a chi ha creduto in queste soluzioni e lo devi per amor di verità. Dunque è una questione complessa che qui oggi è stata sollevata davanti all'ospedale di Bassano. Ringrazio i miei ospiti Lucio Basso e Maria Teresa Turetta. Con Alessandro Costacurta, linea allo studio. Grazie molte a Mirko Cavallin. Diamo anche conto di quanto continuano a ribadire virologi del calibro di Marco Bassetti, intervistato ieri da Radio 24 Ore, che continuano a dire che non c'è nessuna correlazione tra vaccinazioni e morte improvvise, no? Diamo ovviamente tutte le campane. Andiamo adesso a Vicenza da Luisa Bertini e Simone Squarcina per la parte tecnica, perché il processo PFAS Mitteni è arrivato alle requisitorie degli avvocati delle parti civili e oggi sono le istanze di Viacqua. Tribunale di Vicenza, processo PFAS Mitteni, si discutono oggi le istanze della società di servizio idrico Viacqua, parte civile al processo Mitteni, le anticipazioni di Viacqua che si stanno discutendo in aula in questi momenti, oggi rappresentata dall'avvocato Angelo Merlin, che avanzerà le proprie richieste. Come l'avvocato Tonellotto la scorsa settimana, anche Merlin evidenzierà il tema del ripristino e della bonifica della risorsa idrica dopo il 2013 da parte dei responsabili, cioè dopo il termine dei capi di imputazione del processo che sta andando verso la sentenza. Prima di ascoltare insieme il commento a caldo che abbiamo registrato da poco di Federico Ginato, presidente di Viacqua, la panoramica del punto in cui siamo arrivati per quanto riguarda il processo. Siamo alle requisitorie degli avvocati delle parti civili che sono oltre 300. Lo scorso 13 febbraio i pubblici ministeri avevano formulato le richieste di pena per 9 dei 15 imputati accusati di avvelenamento delle acque, disastro ambientale e inquinamento ambientale. Il totale delle condanne richieste era di 121 anni e 6 mesi di carcere. La sentenza per questo processo è attesa nella tarda primavera di quest'anno, ma intanto sentiamo insieme il commento di Federico Ginato di Viacqua. Dunque, oggi si discute della posizione di Viacqua, parte civile al processo PFAS, come sta andando e qual è la posizione? È uno dei reati ambientali più grandi d'Europa, probabilmente commessi negli ultimi anni, perché ricordiamo che è stata contaminata una delle falde acquifere più grandi d'Europa, quindi una falda che alimenta non solo la provincia di Vicenza, ma la provincia di Verona, la provincia di Padova, quindi è una parte importante del Veneto. Viacqua ha sostenuto degli impegni economici rilevantissimi, quasi 21 milioni di euro. Chiediamo che appunto le società che hanno contaminato paghino, perché oltretutto noi siamo una società pubblica, quindi sono soldi dei cittadini ed è giusto che vengano in qualche maniera restituiti. Però non è solo questo il tema, è anche giusto che non solo chi inquina paghi, ma anche il fatto che bonifichi il terreno che è stato inquinato e le falde che sono state inquinate, perché non può essere che ci troviamo di fronte a una contaminazione continua, perché la contaminazione non è che c'è stata nel passato e adesso non c'è più, continua ad esserci, e quindi è giusto che non solo si paghi per le spese che hanno sostenuto le società pubbliche, ma anche per le spese di bonifica e ripristino della risorsa, come è giusto e corretto che sia, anche davanti a tutti i cittadini. Oggi in regia Mattia Pizzaia, Italo Morao e Edoardo Paris. Andiamo avanti con gli incidenti, purtroppo sono all'ordine del giorno. C'è stata una tragedia in queste ore sulle strade del Vicentino, un motociclista che è uscito di strada ed è morto, un incidente che è avvenuto lungo la provinciale tra Torre Belvicino e Schio.
Drammatica uscita di strada ieri nel tardo pomeriggio sulle strade vicentine. Un motociclista 59enne, Pietro Zanetti, è morto lungo la strada provinciale 46 ai confini tra i comuni di Torre Belvicino e Schio. L'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto all'altezza di una curva. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo era alla guida di un motociclo quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Nonostante i tempestivi soccorsi degli agenti della Polizia Locale Alto Vicentino e dei sanitari del SUEM, inutili sono stati tentativi di rianimazione. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In condizioni gravi e irreversibili all'ospedale di Treviso la cinquantenne che è stata investita giovedì scorso in centro a Follina. Le speranze, già molto flebili, sembrano esaurite. La donna, residente in paese e di origini albanesi, stava attraversando via Circonvallazione Est quando è stata travolta da una Fiat Tipo guidata da un 59enne di Cison di Valmarino. Sulla dinamica indagano i carabinieri. L'impatto è stato tremendo, con la donna che è stata sbalzata a qualche metro di distanza ed è finita rovinosamente sull'asfalto. Sfondato il parabrezza dell'auto, gravissimo il trauma cranico che ha riportato. E oggi pomeriggio a Roana l'ultimo saluto a Jacopo Apolloni, 18enne, morto in un incidente stradale dopo un malore mentre era sulla sua moto. Era con lui quella maledetta sera quando Jacopo Apolloni, 18 anni, si scontrò con un'auto mentre era in sella alla sua motocicletta dopo essere stato colpito da un malore, forse un aneurisma. Sarà l'autopsia fatta sul corpo del giovane a stabilirlo. Per lui non ci fu nulla da fare e ha voluto essere accanto al suo ragazzo anche in questa giornata di lutto, lasciando sulla bara ricoperta di fiori candidi una rosa rossa, simbolo del suo amore per Jacopo, simbolo dell'amore che Jacopo aveva per la vita, dell'entusiasmo che aveva in tutto quello che faceva. In tantissimi presenti nella chiesa di Roana per l'ultimo saluto a questo ragazzo speciale, accanto ai genitori, al fratello e alla sorella, i compagni di scuola, gli amici e le amiche che condividevano con lui la passione per lo sci e per le motociclette. Toccanti le parole del messaggio inviato dal vescovo Claudio, lette con commozione dal parroco di Roana, Don Lino Prearo. Una morte così improvvisa di una persona ancora giovane è un mistero che lascia attoniti. E Don Lino ha fatto sua, e l'ha riportata all'intera comunità, una frase che tanto caratterizzava Jacopo e che dovrebbe essere da esempio per ogni persona. Vivi una vita che ricorderai. Jacopo ha amato la vita, era amante della bellezza della vita, nei suoi sogni, nei suoi progetti, nelle realizzazioni che lui ha potuto fare in questo breve tempo di vita. Amante della bellezza dell'amore, con la sua fidanzata, con i suoi amici, i suoi compagni. E quando la tua mente fece splendere le stelle. Jacopo continua questa sua esperienza, perché niente va perduto di quello che si è fatto in questa vita. Sono state celebrate ieri pomeriggio le esequie, tanti suoi amici, la famiglia, un lutto per un intero paese. Questo ragazzo era molto conosciuto ed all'inizio si pensava, come al solito, a problemi, eccesso di velocità, ma in realtà era stato colpito da un aneurisma prima dello schianto. Adesso andiamo da Valentina Visentina a Campo San Martino perché in una scuola una bambina ha trovato la lama, un pezzo di lama di un taglierino nel pane della mensa. A te, Valentina. Sì, buongiorno da Campo San Martino, una brutta sorpresa, fortunatamente senza gravi conseguenze, quella che è avvenuta nella scuola di Campo San Martino, dove ci troviamo proprio in questo momento. Una bambina durante la pausa pranzo, tentando una pagnotta appena distribuita in mensa, ha riconosciuto in bocca un oggetto metallico, l'ha sputato ed era una lama di 2 centimetri di un taglierino che è stata subito recuperata dall'insegnante, che ovviamente ha provveduto ad avvisare
avvisare non solo il dirigente scolastico ma anche tutti i genitori della scuola, allertando insomma di quanto era accaduto. In primo luogo è stata subito avvisata anche la ditta di ristorazione che si occupa della distribuzione dei pasti. Si tratta della Camst, società cooperativa che ha sede a Villanova di Castenaso in provincia di Bologna. È un'azienda, un colosso della ristorazione che distribuisce pasti non solo nelle scuole ma anche nelle strutture sanitarie o per anziani, che si è subito scusata cercando di fare chiarezza su quanto avvenuto. Essendo il pane un prodotto fresco, la ditta si rifornisce da appunto strutture esterne e del territorio. La struttura, la fattispecie che ha fornito il pane, è già stata sospesa dall'incarico di rifornire appunto del pane la scuola. Anche il sindaco di Campo San Martino ha chiesto di fare chiarezza su questo fatto gravissimo, perché ovviamente la sicurezza alimentare per i bambini è molto importante. In questo caso, dicevamo, non ci sono state conseguenze, la piccola non si è ferita, ma insomma trovare una lama di un taglierino appuntito e di metallo è davvero pericoloso. Fortunatamente è riuscita subito a sputarla nel piatto senza ferirsi. Da Campo San Martino è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto, quotidiano diretto da Alessandro Russello. L'omicidio Nicoletta Rotaru, le urla e i rantoli prima di essere uccisa, 60 ore di registrazioni che incastrano Eric Zorzi. E poi la coppia mummificata, i ladri sfondano il cancello della grande villa di Verona dove erano stati trovati i coniugi. L'esperto Montaperto dice: i luoghi dimenticati ci parlano, attenti a non improvvisarsi. Urbex, quando diventa illegale cosa rischia chi lo pratica anche se la casa è disabitata, cioè questi ragazzi che entrano in edifici abbandonati. Basi USA a Vicenza, una città nella città, creano valore e lavoro, guai se chiudono, è diciamo, la conseguenza delle decisioni dell'amministrazione Trump. Ancora sulle basi americane, dalla guerra fredda alle inchieste su Radon, ecco cos'è rimasto di Primo Rocco, Pluto, Affi. Usa il carro attrezzi come ariete e fugge con cellulari e contanti, e questo è avvenuto a Vicenza. Vedremo poi cosa è successo a Mogliano, un'altra spaccata, ma adesso vediamo, torniamo purtroppo ancora agli incidenti stradali, vediamo Monica Smiderle per un incidente che riguarda una ciclista. Vediamo. La tragedia si è consumata in questo punto di quartiere Margnan nel tardo pomeriggio di ieri. Fabio Pachera stava scendendo con la sua bicicletta da via Margnan, dunque da Viale dei Martiri, in discesa probabilmente verso Casa San Francesco, che è l'istituto dove lui andava spesso a dormire. Le immagini del sistema di videosorveglianza di questa villa mostrano chiaramente che Fabio Pachera ha perso il controllo della sua bicicletta, ha attraversato questa aiola finendo poi contro il muro della villa. Fabio Pachera era residente nel comune di Romano Dezzelino, di fatto però senza fissa dimora. Con noi c'è il sindaco di Romano, Simone Bontorin. È una persona che voi in questi anni avete seguito molto. Sì, Fabio è stata una persona che conoscevamo da almeno 5 anni, da prima del Covid vorrei dire, e che abbiamo in questo tempo assistito, guidato anche in alcune scelte, ma soprattutto che è stata per noi un'attività costante proprio per anche dare un aiuto a una persona che non arrivava dal nostro territorio ma che soprattutto aveva bisogno sicuramente di essere aiutato. Fabio Pachera era originario del Milanese, era arrivato qui nel Bassanese qualche anno fa. Ieri aveva avuto modo di incontrare le assistenti sociali di Romano. Sì, è un percorso che si stava compiendo anche proprio per dare una sistemazione dignitosa per quanto riguarda la casa, anche utilizzando i progetti PNRR. In questi giorni tra l'altro ci si era sentiti anche con la sua famiglia di origine e di conseguenza la notizia è stata estremamente
improvvisa e anche emotivamente coinvolgente sia per la struttura comunale che per la famiglia, come si può ben immaginare, perché ogni tanto quello che si fa all'interno del comune serve anche a recuperare la dignità delle persone e qua ci stavamo riuscendo. Senta Sindaco, lei mi conferma che spesso Pachera andava a dormire a casa San Francesco, dunque qui in quartiere Margnan? Sì, era una delle opzioni che era utilizzata da Pachera proprio per trascorrere la notte al coperto, e di conseguenza era anche necessario per noi avere un contatto costante e continuo proprio per assicurarci delle sue condizioni. Voi avete avuto modo dunque di informare i familiari di Pachera, che cosa vi hanno riferito, che cosa vi hanno detto, e poi insomma se avete qualche informazione per quanto riguarda i funerali? Sicuramente si tratta di una morte improvvisa che di conseguenza lascia sempre tutti con l'amaro in bocca, soprattutto per coloro che magari hanno qualche rimorso o rimpianto, e abbiamo sentito i familiari e di conseguenza credo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni capiremo anche come si svolgeranno i funerali, come sarà il rito funebre, dove sarà tenuto, proprio perché vogliamo che venga dato maggiore importanza possibile anche ai familiari che abbiamo contattato, con i quali abbiamo avuto modo di interagire in questi mesi, in questi anni. Grazie a Monica Smiderle, al sindaco. C'è stata, come sapete, una nuova aggressione a Treviso, una brutale aggressione proprio nel centro della città, che è stata tra l'altro ripresa e postata sui social. È successo in via degli Scaligeri, a ridosso delle poste. Vediamo. È scappato il Prima la fuga, poi la violenza, calci e pugni, un pestaggio in pieno centro e in pieno giorno, protagonisti giovanissimi. Questo è il video passato di cellulare in cellulare, di chat in chat, a raccontare la follia di un pomeriggio trevigiano all'altezza delle poste di Piazza Vittoria. L'azione è fulminea, velocissima, si vede un gruppo di ragazzi, alcuni sono in tuta, la divisa d'ordinanza dei cosiddetti Maranza, i toni sono concitati, c'è qualche spintone. Questione di secondi e si scatena il caos. Sembra che il gruppo si sia dato quasi appuntamento. Qualcuno riprende e posta sui social. Forse sa già che qualcosa sta accadendo. È un mix di lingue, italiano e arabo. Quella che sembra la vittima viene messa all'angolo sotto la scritta rossa. La parete è quella della segreteria dell'istituto comprensivo. Nella colluttazione a terra finisce anche un oggetto. Difficile capire se sia un taglierino, un coltello o una sigaretta elettronica. I fatti risalirebbero a sabato scorso, quando una segnalazione di assembramenti era giunta alle forze dell'ordine proprio in via degli Scaligeri, anche se nessun episodio violento era stato denunciato. Non è affatto stupito Gioele per tutti Gegè, titolare della gelateria all'angolo. Io ho sentito delle grida come quasi ogni sabato pomeriggio e secondo me è quasi anche una cosa normale ormai qua in Piazza Vittoria, perché girano certa gente che un po' bisogna stare attenti, purtroppo. Sono proprio in Maranza, infatti sono venuti anche sul mio negozio e mi hanno rubato una crema spalmabile e sono entrati in 10 e non ho avuto neanche il tempo di accorgermi. Ma quando è successo questo? Circa 2 o 3 sabati fa, quindi sempre di sabato. Secondo me se ci fossero un po' più di controlli, quasi anche fissi qua in Piazza Vittoria, proprio per stare attenti a questo problema. Poi sicuramente quando si apre la stagione di esolo non ci sarà più il problema. Il problema principale è proprio il rispetto, che non hanno rispetto di nessuno e di niente. Servizio di Cristian Arboit sulle gesta dei Maranza, in 3 contro 1, no? come succede spesso nelle risse tra branchi. Vediamo in Piazza Vittoria, c'è ovviamente la preoccupazione dei commercianti, anche perché ci sono, oltre a questi episodi di violenza, anche molti furti nei negozi. 40 anni che sono qua dentro, però negli ultimi io non ho mai visto un periodo così brutto, proprio così aggressivo nel vero senso della parola.
Mirella Trentinaglia è uno dei volti storici della ristorazione trevigiana. Il suo locale affacciato su Piazza Vittoria è una sentinella attenta della città. Da qui ha visto sfilare intere generazioni e ha un'idea precisa. Le aggressioni sono all'ordine del giorno, perché veramente qua bisogna stare veramente molto attenti. L'aria è assolutamente cambiata, c'è veramente tanta aggressività, perché la sento, la percepisco, la vedo, la noto. Se anche per qualsiasi motivo devi sempre stare attenta a cosa dici, a come parli. È un peccato, perché comunque la città è bella, si presta bene, anche un sacco di servizi eccetera. Peccato, speriamo che si possa risolvere magari con qualche intervento in più delle forze dell'ordine. Il clima non cambia in un vicino negozio di cellulari e oggettistica. Qui la titolare confida di temere quei gruppetti di ragazzini che ogni tanto entrano con brutte intenzioni. Quando venga 2, 3, 4 insieme, 2 va di là, 2 va là, quindi mi fa impegno per rubare. Dopo, adesso io attenzione, quando venga io chiedo cosa ti serve, cosa volevi. Qualche volta quando è successo così, volte sono adesso un po' nervoso, un po' paura, anche un po' coraggio, hai capito? Giovani scapestrati, fa intendere invece il titolare dell'ortofrutta, ci sono sempre stati, semmai oggi a fare la differenza è un fattore che prima non c'era. I social non aiutano, nel senso che molto spesso influenzano questi ragazzini a rifare bravate o comunque a copiare quello che fanno i social. Ci vorrebbe un po' di più controllo dei genitori forse, o a partire da genitori, e poi istituzioni possono fare quello che possono fare, non essere i genitori che controllano i propri figli. Ognuno in materia di sicurezza però ha una sua visione, qui in Piazza Vittoria come altrove. È una città buia. E questo cosa significa? È buia, che logicamente la gente si sente protetta, quelle che non vogliono fare del bene. Torniamo sul pestaggio dell'addetto alle pulizie della stazione del Corriere di Treviso. Anche qui 3 bulli che sono stati identificati e responsabili di altri episodi simili. Sentiamo anche il commento del sindaco Mario Conte. Attraverso la conoscenza anche personale di questi soggetti, attraverso le immagini della videosorveglianza, le fotografie, siamo riusciti a dare un volto, un nome agli aggressori di Rashid. Il reato è quello di percosse e di violenza, adesso saranno segnalati alla Procura della Repubblica dei minori, che poi farà le sue valutazioni di competenza. Sono stati deferiti in 3, tutti sedicenni e italiani di seconda generazione, i presunti autori dell'aggressione ai danni del 53enne Rashid, l'addetto alle pulizie della stazione delle Corriere, che ha riportato lesioni guaribili in 6 giorni. L'immagine che vi avevamo mostrato per primi lunedì sera a Ring racconta tutta la violenza del gesto, con i 3 che lo hanno letteralmente preso per il collo dopo essere stati redarguiti per aver gettato delle carte a terra. L'ennesimo episodio nell'area di Lungo Sile Mattei, con protagonisti giovanissimi, veri e propri bulli che hanno già colpito da Treviso a Jesolo. Hanno dei piccoli precedenti di polizia, tra l'altro sempre nell'ambito degli stessi episodi. Quindi parliamo sempre di aggressioni, piccoli furti, cose del genere? Sì, confermo. Una grande risposta tempestiva da parte delle istituzioni. Ringrazio le forze dell'ordine, i carabinieri e la questura di Treviso, che nel giro davvero di poche ore hanno individuato i responsabili. Adesso la palla passa al giudice del tribunale minorile. La speranza è che ci sia la certezza della pena, cioè noi dobbiamo dare dei segnali forti a coloro che sbagliano, indipendentemente dall'età. Intanto, sempre in Lungo Sile Mattei, nel piazzale delle Corriere, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti all'alba per calmare e identificare un 39enne di paese, già noto, in evidente stato di alterazione psicofisica, che prima ha battuto a mani aperte contro la fiancata di un mezzo di linea, poi, approfittando dell'assenza dell'autista, ha sottratto le chiavi del bus. Il 39enne sarà segnalato per furto aggravato e interruzione di pubblico servizio. Già nel recente passato, in occasione di uno sciopero, aveva minacciato un autista intimandogli di portarlo a casa dalla madre. Non si esclude un TSO. Adesso andiamo in diretta a Mogliano Veneto da Edi Kaliman e per la parte tecnica da Nicoletta Rizzetto, perché dopo il colpo da Zanuta ci sono ancora scassinatori in azione. A te, Edi.
Direttore, buongiorno. Hai detto bene, scassinatori. Siamo in piazza Pio X Mogliano, scassinatori che questa notte intorno all'1, alle 2 di notte circa, proprio nel centro della piazza, siamo sotto uno dei tanti condomini che sono presenti, diciamo contornano la piazza. Come sta riprendendo Nicoletta, questa macchinetta è stata scassinata da 2 uomini incappucciati, li state vedendo delle immagini di copertura, una macchinetta molto, molto costosa. Siamo in grado di farti parlare, direttore, con la proprietaria della tabaccheria che preferisce non farsi riprendere in volto, e noi tuteliamo ovviamente la sua identità, ma ci teneva a farci sapere insomma lo stato d'animo che c'è dopo questo ennesimo scasso e furto. Sì, buongiorno direttore, buongiorno. Io sono una cittadina italiana, sono qua da 25 anni che sono qua in Italia. Io ho comprato questa tabaccheria, ho fatto un sacrificio grande per fare un lavoro onesto come tutte le persone, ma io ho visto qua a Mogliano che ci sono questi problemi. Io questo è il terzo furto che ho avuto in vita mia qua. Stanotte alle 2 mi chiamano i carabinieri, mi dicono: vieni signora che hai avuto un problema dentro la sua tabaccheria. Vengo qua, trovo tutta la macchina delle sigarette tutta rotta, una macchina che è costosa, appena l'ho fatta sto pagando ancora il mutuo 30.000, poi mi hanno creato ancora altri danni gratta che sono quasi un danno di 2.500, anche di più, non ho ancora fatto i punteggi proprio. Poi le sigarette e poi l'incasso hanno tolto con un martello a mano perché hanno danneggiato tutta la macchina, hanno tolto tutti i fili dentro la macchina. Io chiedo gentilmente di servire tanto Mogliano, di mettersi delle telecamere qua, almeno per la sicurezza delle persone, anche per i commercianti che stanno passando un periodo molto difficoltoso per stare in piedi. Io ho visto anche qua dentro la piazza ci sono tante persone che stanno chiudendo le loro attività per questa difficoltà. Volevo gentilmente di darci una mano, per favore, a noi, perché non ce la facciamo. Insomma, questa è la testimonianza della signora Nicoletta, una mano che il Comune in qualche modo è già pronto a dare, un'iniziativa importante. Leonardo Muraro, vice sindaco, lei da tempo chiede che venga messa in campo un'iniziativa concreta per la vigilanza del suo territorio. Beh, oltre a telecamere, oltre ad avere una stazione di carabinieri con più persone dopo la città capoluogo, ho proposto una nuova iniziativa circa un mese fa, una vigilanza privata dalle 10 alle 6 della mattina che gira per tutto il territorio, un grande occhio che guarda, che vede e che segnala eventuali persone possono creare dei dubbi alle forze dell'ordine. È un'azione che noi vogliamo fare a sostegno dei commercianti, ma soprattutto anche delle persone anziane, delle ragazze, di chiunque abbia la volontà di muoversi alla sera. È un progetto importante che siamo in fase di analisi, avremo un incontro con i stakeholder del territorio, per cui artigiani e commercianti, il 3 di aprile, e io mi auguro, una volta fatto questo incontro, di poter partire in maniera concreta, perché basta parole, dobbiamo fare fatti, dare incontro alle esigenze della sicurezza e della tranquillità del nostro territorio, già dal mese di maggio-giugno poter essere operativi con questa polizia privata che controlla la notte Mogliano e tutte le frazioni della nostra città. Insomma, direttore, hai sentito perfettamente qual è la posizione del Comune, lo sconforto della signora che era anche stata in precedenza minacciata da altre persone, insomma, che le sarebbe stato fatto del male se non avesse dato loro quello che cercavano. Direttore, intanto da Mogliano è tutto, cerchiamo di capirne di più anche di questa vicenda e se non hai domande ti restituirei la linea. Grazie Eddie Kaliman, Nicoletta Rizzetto e ovviamente all'assessore Muraro, è alla vittima di questo e poi alla vittima ovviamente di questo ennesimo colpo, e poi ci sono ancora furti nelle abitazioni. Vediamo cosa è successo a Vigonza. Ho trovato la porta aperta e mi sono meravigliata, stupita, perché ho detto: ma come? Nel momento che c'era ancora la ferma qua giù, ero ancora qui giù e si è venuto come un coso. Mi hanno detto per pacificarmi, perché io ho visto che sono rimasta. Mi ho detto: ma dove andate? Io ho detto: siamo della polizia, abbiamo fatto un controllo, signora. Tutto a posto, ha detto un altro.
È ancora spaventata Gabriella Carraro dopo la disavventura di domenica scorsa. Era andata alla messa e stava tornando a casa quando si è trovata davanti 4 uomini incappucciati. Accento Veneto racconta, tutto è accaduto in un attimo. Un fulmine, sono venuti giù come un fulmine. E aveva anche il zaino uno, Sì, un zaino grosso. Non mi ha dato una spinta, niente, mi ha solo detto signora, stia tranquilla. 2 stanze rovestate in casa, poche cose rubate, ma tanto spavento per la signora. Aveva le gambe che tremava, il cuore, non le dico. E poi lei si è preoccupata per suo marito? Soccorsa su, perché faccio Francesco, e fa ma cosa succede? Ho detto niente, non hai visto niente? No, cosa c'è? Gli ha detto. Le avevano comunque rovestato in casa? Sì, 2 stanze hanno fatto, dopo non ho fatto più in tempo. Avevano un'auto fuori ad aspettarli, racconta la donna che appena si è riavuta dallo spavento ha chiamato i carabinieri. Le indagini sono in corso, non l'unico colpo in questo quartiere del comune di Vigonza, spesso nel mirino di bande di malviventi. Chiara Gaiani ha firmato questo servizio, vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona, una ressa alla fermata per salire sull'autobus, studentessa schiacciata nella calca e finita all'ospedale, è successo a San Bonifacio. Cronaca giudiziaria, in tribunale a Padova il processo per l'omicidio di Nicoletta Rotaru, alla sbarra l'ex marito Eric Zorzi. Sono stati ascoltati in aula gli audio shock registrati dal cellulare della vittima durante l'ultima violenza, le ultime parole della donna mentre l'uomo vaneggiava e continuava ad insultarla e lei esalava l'ultimo respiro. È una scena da film, no? da film poliziesco, con la vittima che incastra l'autore del killer registrando col cellulare. È un urlo straziante che scuote l'aula del tribunale, poi il rantolio di un respiro che piano piano si affievolisce, sovrastato dalle frasi deliranti pronunciate da Eric Zorzi. Nico, vattene, Nico, ti prego, dimmi che ci liberi. È un film dell'orrore, quello ascoltato durante la 4ª udienza del processo al 42enne camionista di Abano Terme accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicoletta Rotaru simulando nel suicidio. La notte tra l'1 e il 2 agosto del 2023 il cellulare della donna registra la sequenza della violenza. Nicoletta era tornata a casa dopo aver trascorso qualche ora con il nuovo compagno con cui pianificava di rifarsi una vita insieme alle sue bambine, ma Eric Zorzi comincia ad offenderla. Un lungo monologo di insulti e volgarità irripetibili, quelli che per ore pronuncia contro di lei che cerca di dormire. Ma l'uomo non demorde, ad un certo punto Nicoletta urla: Eric, ti prego, smettila. Sono i suoi ultimi istanti di vita. In aula Zorzi ha ascoltato impassibile, senza battere ciglio. Si è agitato però quando il consulente della procura ha fatto sentire altri audio di liti tra lui e l'ex moglie e con le figlie, anche loro vittime delle sue umiliazioni e dei suoi insulti. Oltre 1000 ore di conversazione registrate nel telefono e analizzate come prova non solo del delitto ma anche del carattere violento di Zorzi. Nell'audio della notte dell'omicidio si sentono rumori di un corpo trascinato, di attrezzi metallici e di un seghetto. Secondo il pubblico ministero, le azioni messe in campo dall'uomo per simulare il suicidio adagiando il corpo esanime di Nicoletta in bagno. La difesa di Zorzi però lo contesta. Quell'audio non è comprensibilissimo, non sono nemmeno comprensibili all'interno di questo gli spostamenti dello stesso strumento del cellulare, perché ad un certo punto sembra vicino al letto, poi sembra in bagno, come fa ad arrivare in bagno, perché dovrebbe arrivare in bagno. Ci sono tantissime cose da chiedere ancora da fare. L'audio in sé per sé secondo me è solo un documento. Gli audio portati in aula si riferiscono a numerosi liti avvenute negli ultimi anni, piuttosto in carcere ma ti faccio tanto male, diceva Zorzi il 19 giugno del 2023, un mese e mezzo prima della morte di Nicoletta. Per delineare la sua personalità violenta e prevaricatrice è stato ascoltato anche l'audio registrato il 4 ottobre del 2022 in cui è presente la madre di Zorzi che aveva richiesto l'intervento dei carabinieri perché il figlio l'aveva aggredita. Sei il demonio, andrai all'inferno, mi hai messo le mani addosso, mi hai quasi strangolato, e diceva la donna al figlio. Io credo non ci siano neanche commenti da fare su una prova documentale così evidente di quello che
che era la vita di questa donna e delle sue figlie insieme a quest'uomo. Le udienze proseguiranno fino a maggio, la prossima è prevista il 2 aprile dove ci sarà la testimonianza del medico legale. E adesso vediamo l'omicidio di Preganziola, la donna che ha coltellato a morte un uomo. Davanti agli avvocati ha detto piangendo: non volevo ucciderlo e non pensavo di averlo ucciso. In aula a pianto, è frastornata. Barbara Mazzariol, 56 anni, accusata di omicidio volontario aggravato da futili motivi, davanti ai giudici nell'interrogatorio di garanzia ha scelto di non parlare. Il GIP Piera De Stefani ha convalidato l'arresto, la donna rimane in carcere. I legali che la difendono avevano chiesto una misura meno afflittiva. Ora valuteremo i prossimi passi, spiegano gli avvocati Guolo e Pinto. Abbiamo parlato con lei, ma ci siamo ancora riservati di risentirla, andremo a trovarla i prossimi giorni, un passo alla volta, perché come dicevamo la questione è molto più complessa e articolata di quello che appare. Ovviamente è molto scossa, sta riflettendo su quanto sta accadendo, sta riflettendo soprattutto su quella che è stata tutta la sua vita. È pacifico questo. Che significa anche una evidente carenza di indole delinquenziale, come si potrebbe presumere quando si tratta di questi reati. Importante sarà l'esito dell'autopsia che sarà eseguita dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli per stabilire l'entità della ferita che ha portato alla morte dell'uomo. Solo dopo la procura potrebbe rilasciare il nulla osta per la sepoltura del 66enne. La Mazzariol, all'arrivo dei carabinieri, aveva rilasciato le prime dichiarazioni ed aveva consegnato lei stessa il coltello nelle mani degli investigatori. Mauro Pereni, la vittima, è stata raggiunta da un solo fendente che lo ha colpito al cuore. È stato lui a chiamare i soccorsi, lui è salito nell'ambulanza, ma poi la situazione è precipitata. Per questo Barbara non pensava di averlo ucciso. Quando l'avvocato Guolo l'ha raggiunta in carcere a Venezia, ha dovuto comunicarle quello che era accaduto. Si è quasi sentita male, ha spiegato il legale, non pensava di averlo ammazzato. Intanto emergono altri particolari. La casa all'arrivo dei militari dell'Arma non era a soqquadro, non c'erano segni di lotta. Non abbiamo riscontrato elementi, ha spiegato il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, che potesse far pensare ad un'aggressione violenta. Nelle prossime ore saranno eseguiti tutta una serie di accertamenti anche sul coltello presso il Resse di Parma per cristallizzare la dinamica dell'omicidio, mentre i Carabinieri sentiranno familiari e vicini per approfondire l'ambiente in cui si è consumata la tragedia. Servizio di Daniela Sizia. Un uomo aveva ormai perso le speranze di ritrovare la figlia di 8 anni che era stata portata all'estero dalla ex compagna. Era disperato ed questa bambina è stata ritrovata in Spagna. Tesoro, tranquilla che tra poco tornerai dai tuoi amici, dalla tua famiglia, del tuo ambiente, dalla tua scuola, dalle tue maestre, da tutte quelle persone che ti vogliono bene da morire, tesoro mio. Ti aspettiamo a braccia aperte, non vediamo l'ora di rivedere il tuo sorriso, tesoro. Lo scorso 6 febbraio parlava così ai nostri microfoni il papà di Piombino Dese, che stava cercando disperatamente la figlia di 8 anni che la sua ex compagna aveva portato all'estero a sua insaputa, tagliando tutti i ponti. Ora finalmente ci sarebbero buone notizie e il 32enne potrebbe presto riabbracciare la sua piccola. Dopo averla cercata in Svizzera, dove l'ex compagna di origine tunisina aveva dei parenti, l'uomo avrebbe individuato la bambina e la mamma in Spagna, dove la donna aveva chiesto protezione dopo aver denunciato presunti maltrattamenti. L'ultima volta che aveva visto la figlia era stato il 28 dicembre per il suo compleanno, poi qualche giorno più tardi si era presentato a casa della sua ex per prendere la bambina per i suoi giorni di affido e aveva trovato l'abitazione vuota. L'ultimo contatto al telefono con la piccola l'8 gennaio, che diceva di essere in Spagna. La procura di Treviso aveva aperto un'indagine nei confronti della mamma per sottrazione di minore e ora anche il tribunale spagnolo sarebbe pronto a rimpatriare la piccola.
3 anni di reclusione per avere violentato una ragazzina di 14 anni durante la notte di Ferragosto del 2020 in spiaggia a Sottomarina, e questa è la condanna che il GIP di Venezia, Benedetta Vitolo, ha stabilito per un ragazzo padovano all'epoca 21enne. Il risarcimento sarà quantificato in sede civile. Nel frattempo è stata disposta una provvisionale di 10.000 euro, una vicenda di non facile ricostruzione. La ragazza, oggi maggiorenne, aveva partecipato ad una festa in spiaggia assumendo droghe e bevendo superalcolici. A seguito di un malore, il ragazzo, oggi 26enne, si offrì di accompagnarla su un lettino in una zona appartata. Qui le versioni divergono. La ragazza sostiene che c'è stata la violenza, mentre l'imputato sostiene che era consenziente. La difesa ha cercato di dimostrare l'insussistenza dell'accusa, il giudice ha invece ritenuto credibile il racconto della vittima di questa violenza. Hanno rubato 3 quadri a casa di un imprenditore, poi lo hanno chiamato: se li rivuoi indietro devi pagare. Sono stati arrestati un 23enne e un 26enne, entrambi residenti a Spresiano. Avevano messo a segno un furto a casa di un imprenditore 61enne di Povegliano lo scorso 16 marzo. Nell'occasione avevano rubato 3 quadri dell'artista Orlando Donati del valore complessivo di 15.000 euro. I ladri poi hanno pensato bene di ricattare la vittima. Se vuoi avere le tue opere devi pagare 1.900 euro, altrimenti spariranno. Si tratta di un 23enne e un 26enne di origine marocchine residenti a Spresiano. Il primo con precedenti per truffa e lesioni, il secondo per furti e spaccio. L'imprenditore però ha avvertito i carabinieri. Fissata l'ora e il luogo dello scambio nel comune di Spresiano, i carabinieri hanno atteso che l'imprenditore consegnasse i soldi, poi sono intervenuti. L'accusa è quella di tentata estorsione, di ricettazione e per uno di loro anche di resistenza pubblico ufficiale, perché nella circostanza ha cercato di sottrarsi all'arresto. Quadri e soldi sono stati riconsegnati al 61enne. I carabinieri continueranno le indagini per accertare se i 2 ladri facessero o meno parte di una banda specializzata in furti d'arte. I 2 uomini sono stati condotti in caserma e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il magistrato di turno ha liberato entrambi in attesa che compaiono di fronte al giudice per la convalida del fermo nell'udienza prevista nei prossimi giorni. Sopralluogo del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Joe Formaggio nel campo nomadi di Torri di Quartesolo. Sentiamo. Ho intenzione di visitare tutti i campi del Vicentino, della Pedemontana, per cercare delle soluzioni, perché tutti i cittadini vicentini hanno bisogno degli stessi diritti e soprattutto devono avere gli stessi doveri. Quindi basta zone di illegalità e cerchiamo delle soluzioni condivise con comuni, provincia e soprattutto con la regione. Per questo Joe Formaggio, l'ex sindaco di Albettone e ora consigliere regionale, ha voluto visitare il campo nomadi di Torri di Quartesolo, una presenza trentennale nell'area industriale di Via Savona, motivo di tensione sociale anche forte in passato, ma dove attualmente l'amministrazione comunale ha voluto affrontare e sostenere l'integrazione tra le esigenze contrapposte con un progetto in via di realizzazione di suddivisione netta tra il campo e le imprese. Sul piano della ragionevolezza ho sempre ritenuto inutile adottare provvedimenti di sgombero o di chiusura definitiva del campo, perché trasferiremo il problema sul territorio. Dal punto di vista invece della concretezza stiamo portando avanti e definendo degli accordi con le attività produttive per riqualificare integralmente Via Savona e eliminare ogni interferenza tra il campo Rom, la vita del campo Rom e le attività medesime. Io ho mandato via tutti i rom, carovane, chiunque sia venuto ad Albettone è stato mandato via. Però capisco anche la situazione di Torri di Quartesolo, avere il pugno duro quando è ora, però anche prendere i bambini, venire qua al mattino e dire: ragazzi, tutti su in macchina, vi porto a scuola. Questo è quello che sta facendo l'amministrazione di Torri di Quartesolo e quindi ha tutto il mio rispetto. Qua non c'è destra, sinistra. Quello che ci troviamo quotidianamente ad affrontare è l'assenza di risorse e un progetto coordinato che ci permetta di affrontare il problema e di superare il tema campi. Non si può pretendere che un piccolo comune come quello di Torri di Quartesolo da solo possa risolvere questo problema. È altrettanto vero che la dignità delle persone all'interno va considerata e quindi quello che ci aspettiamo è un approccio globale, nazionale, diciamo non solo regionale per quanto i
insomma possa essere già fondamentale questo primo approccio. La Regione ha bisogno di esempi concreti e soluzioni per questo problema, perché non è soltanto il vicentino, è il trevigiano, è il padovano, quindi abbiamo bisogno di collaborare con i sindaci, e quando qualche amministrazione trova la strada giusta, la Regione deve solo prendere da esempio e copiare nel resto del territorio. È stato il primo sindaco che ha accolto il mio invito, e adesso il prossimo sarà Giacomo Possamai a Vicenza, perché voglio capire anche com'è la situazione dei Rom a Vicenza, e dopo mi sposterò sull'area della Pedemontana, perché abbiamo bisogno di risolvere questo problema. A Montecchio Maggiore l'addestramento al campo macerie di squadre specializzate dei vigili del fuoco e del personale sanitario nella ricerca di persone disperse durante le calamità. Sentiamo la nostra redazione di Vicenza. Crolli e gravi calamità che necessitano personale altamente specializzato per la ricerca e il recupero di persone ferite sotto le macerie. È in corso in questi giorni presso il campo macerie della Protezione Civile del comune di Montecchio Maggiore un'esercitazione che coinvolge un centinaio di operatori, tra vigili del fuoco provenienti da tutta la regione, inclusi membri del Corpo Autonomo di Trento e personale sanitario delle diverse ULSS regionali. Si tratta di un campo attrezzato per simulare scenari di emergenza estremamente realistici, come il crollo di edifici e le criticità legate ai venti sismici. Le esercitazioni prevedono operazioni di ricerca dei dispersi, anche l'utilizzo delle unità cinofile, demolizione controllata, carotaggi, puntellamenti, individuazione dei feriti, stabilizzazione e recupero con estrazione da sotto le macerie con simulazioni di interventi di lunga durata. E a proposito di dispersi, la Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per la valanga di Forcella Giau, in cui hanno perso la vita 2 sci alpinisti di Conegliano e di Vittorio Veneto. Le indagini sono state delegate alla Guardia di Finanza, che deve chiarire se a provocare il distacco possa essere stata l'imperizia di altri sci alpinisti, un gruppetto di 3-4 che erano scesi a valle prima dei malcapitati. A questo proposito sembra che sia già stato sentito Andrea Denardi, fratello di una delle vittime. Intanto i carabinieri mettono in guardia ancora una volta dai rischi che si corrono in montagna. Sono appelli evidentemente inascoltati. Attraverso l'osservazione e l'analisi del manto nevoso e l'esecuzione di test di stabilità dello stesso, gli esperti del servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri forniscono informazioni e dati fondamentali sia a fini scientifici che per comprendere la dinamica di fenomeni anche in relazione alle indagini in atto per individuare eventuali responsabilità. Vediamo altri dettagli. Rischio valanghe. I carabinieri informano di come sulle Dolomiti il grado di pericolo vada dal marcato 3 a forte 4 al di sopra dei 1500-2000 metri, mentre al di sotto scende a moderato 2. Come è purtroppo noto negli ultimi giorni, in diverse località dell'arco alpino, nel Bellunese, dal Passo Giau al Pordoi, ma anche a Palafavera, sulla Roa Bianca, dove invece è intervenuto il servizio di soccorso piste della polizia, si sono verificati più di 10 eventi, anche con esiti mortali. Le criticità sono dovute alle recenti abbondanti nevicate che alle quote maggiori hanno causato la formazione di zone di accumulo che rendono possibili valanghe anche di grandi dimensioni, di neve fresca a debole coesione e o alastroni di superficie. Alle basse quote la situazione è invece caratterizzata da rialzo termico che favorisce i processi di trasformazione del manto nevoso, con formazione di strati deboli facilmente sollecitabili già al passaggio di un solo sciatore. Con le attuali condizioni di innevamento i percorsi fuori pista sono altamente sconsigliati se non si ha un'ottima capacità di valutazione locale del pericolo e l'attrezzatura adeguata e un'adeguata preparazione. Debbono anche essere consultati i bollettini quotidiani di previsione del pericolo valanghe, come quello emesso dal servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri, consultabile sul sito www.meteomont.carabinieri.it o Allora andiamo in diretta adesso da Federico Fusetti a Venezia, perché lo vedo in compagnia del sindaco Luigi Brugnaro. A te Federico.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG, siamo con il sindaco Luigi Brugnaro, buongiorno e grazie. Partiamo dai fumetti perché di questo stavamo parlando, poi andiamo sull'attualità. Abbiamo scoperto, sì è vero anche questo, ma diciamo l'abbiamo scoperta appassionato, ma lei è già andato oltre, ha già parlato delle prossime edizioni addirittura. No, allora diciamo Venezia Comics è una manifestazione che si è sempre fatta, l'hanno iniziata questi ragazzi, al tempo erano ragazzi, adesso sono un po' più grandicelli, prima che io fossi sindaco. Però è un'area, un settore che mi interessa molto perché tutti i bambini che ho mi hanno fatto vedere dall'inizio, ancora tanti anni fa, cosa sono i cosplay, tutte quante queste trasformazioni poi che arrivano dal fumetto ma che poi prendono anche un'arte giapponese, cinese, coreana, americana ovviamente, per raccontare una realtà in maniera più schematica. Pensate poi a tutte le istituzioni che ci sono anche per le strade, i graffiti, quelli degli artisti veri, belli, ce ne sono alcuni belli, che poi adesso si sono trasformati in short, in comunicazione veloce su internet, per cui è un mondo popolato da giovani e che è un mondo che continua ad aggiornarsi in maniera esponenziale e ci porta nel futuro. Ecco, per cui abbiamo deciso come comune, l'abbiamo assistita da quando sono sindaco, ma quest'anno l'abbiamo fatta diventare fiera, perché tutto Forte Marghera diventerà vivibile. Ci saranno il raddoppio degli espositori, ci sarà anche l'anno scorso c'era la gara di cosplay di persone che vengono vestite, avranno gli spogliatoi eccetera, la sera ci sarà un altro palco dedicato, insomma la città di Venezia ci mette molto impegno e ringrazia loro per essere stati appunto gli organizzatori ed aver creduto in queste cose, allargandolo a tanti altri ragazzi e giovani ragazzi. Per cui sono il 2 e 4 maggio, il 2 la sera prima che è venerdì sera. Comunque faremo un prologo in Piazza Ferretto e una festa sempre a tema sempre a Forte Marghera. Poi il 3 e 4 invece è proprio la fiera vera e propria. Venite perché vogliamo ovviamente crescere sempre di più lì. Grazie Sindaco, su questa lista invece dei non amici lei insomma ha di nuovo chiarito e anche se l'abbiamo sentita un po' deluso, ma anche per diciamo il fatto di essere lei la persona tra virgolette offesa. Vabbè certo, no, la cosa divertente è che chi offende poi passa da parte della vittima, questa è una cosa incredibile. Allora, mettiamo un po' di ordine sulla situazione. Durante l'inchiesta è stato perquisito da Erike Donadini il suo ufficio, per cui il suo personale, in merito all'inchiesta, ripeto, è stata trovata questa lista, non è una lista, è una raccolta di dati pubblici tra l'altro, cioè ci sono articoli dei giornali piuttosto che chat eccetera eccetera, dove lui ha raccolto i dati che in sostanza offendevano me o il sindaco, lui precisa anche se me o il sindaco, e aveva dato dei punteggi, perché io gli ho detto raccogli tutte le offese, non ho intenzione di far cause nel frattempo che sono sindaco, per non andare a approfittarmi del mio ruolo, mi pareva di fare solo confusione. Ho detto quando ho finito di fare il sindaco prendo l'elenco di quelli che mi hanno offeso e verifico le condizioni, perché per fare cause civili per richiesta danni ci sono 5 anni di tempo, mentre per fare la denuncia per diffamazione. Qui siamo in presenza di persone che parlano a vanvera. Io ho avuto anche minacce di morte durante questo periodo, cioè per cambiare la città di Venezia non è semplice, per fortuna la maggioranza delle persone è gente sana, però c'è qualcuno che insomma esagera, famosi leoni da tastiera, ed Eric l'aveva raccolti. Questa lista era assolutamente silente nel suo ufficio e sarebbe stata utilizzata alla fine del mio mandato per verifiche legali. L'avevo dichiarato in Consiglio Comunale, perché è una cosa che avevo detto che avrei fatto. Il fatto che la magistratura sia andata a fare la perquisizione, poi hanno inserito questa lista che nulla ha a che vedere con l'inchiesta, per cui come sempre ognuno fa un po' come crede. Hanno inserito anche questa lista nei 38.000 pagine che sono allegate all'inchiesta, qualcuno l'avrà sottolineata al giornalista, gli ha passata quasi sicuramente, eccetera, e i giornalisti giustamente l'hanno pubblicata. A quel punto quelli che hanno diffamato hanno anche alzato i toni dicendo c'è una lista di prescrizione, non c'è niente di prescrizione, sarebbe stata riservata, detto che le offese erano già pubbliche, però così me le hanno dette 2 volte, perché ho dovuto rivedere le stesse offese sui giornali, per cui oltre a essere 2 volte vittima mi tocca sentire da parte di alcuni, insisto su parte di alcuni, perché altre persone che criticano legittimamente, c'è una legittimità della critica politica o di quello che vuoi. È legittimo fare informazione, non è legittimo fare diffamazione, e per quello c'è la legge. E io avevo semplicemente detto quando finisco, ma era riservata. Io non l'ho detto, per cui non l'ho sventolata, perché se io la sventolavo allora tu potevi anche dire mi stai facendo, come si dice, una sorta di pressione. Una pressione, sì, stai facendo una roba indebita, e sono d'accordo, ma infatti io non l'ho fatta mai vedere a nessuno, non l'avevo vista neanche io onestamente.
prendere tutta sta roba e farla diventare il caso generale, forse dovresti interrogarmi invece diversamente. Se le inchieste vanno bene così, perché dentro potevano esserci altri dati personali di Derek Donadini, perché quando uno è buttati in piazza cose che non c'entrano niente, difatti la Cassazione gli ha detto guarda che non potete fare così, e gli ha detto certi materiali sono inutilizzabili. Stiamo facendo purtroppo, mi sembra di sentire Berlusconi 30 anni fa, cioè mi sono trovato dentro sta tramogia e speriamo facciano anche un po' di riforma. Mi piacerebbe che poi una volta che hanno fatto questa verifica dicessero effettivamente sindaco cioè, non hai fatto niente, perché non c'è un documento che prova questa roba qua, che avrei fatto un accordo di cosa, su terra mia, per aumentare una roba che potevo già farmi da solo, fare l'accordo. Il cinese stesso aveva messo una mail, gli aveva mandato la mail e Vanni lo sapeva, questo signor Vanni non l'ha prodotta. Per fortuna è stata trovata poi nelle varie perquisizioni e lui l'anno dopo il cinese diceva no guarda a me sta roba qua non va bene, ma parlando tra di loro, io di sta roba non sapevo niente. Io so che quando ho visto il progetto gli ho detto guarda a me sta roba qua non va per niente bene, a parte che non ci sono, e abbiamo chiuso là. Ci siamo trovati 2 mesi dopo, a dicembre del 17, io ho salutato il cinese e ho detto guarda non ci sono le condizioni, lui era d'accordo e ci siamo lasciati. Per quanto mi riguarda non l'ho più visto. Tutta sta ambaradà, 38.000 pagine, capite bene che se... Arrabbiato o deluso? Cioè sono deluso, sono un po' amareggiato, cioè vorrei continuare a credere nella giustizia, perché dico ma se avete fatto tutte queste verifiche, cioè io che ho poco tempo, io in 20 giorni dovevo leggere 38.000 pagine, non le ho lette 38, è impossibile leggere 38.000 pagine, ok? Però dico sarebbe bello che mi diceva guarda, ho cercato in tutti i modi, ho fatto il mio dovere di pubblica accusa, perché questo è, va bene, ci sta, giustissimo, non ho mai detto niente, io non sono stato 8 mesi zitto a prendere di tutto in silenzio, perché dico vabbè, cioè, però alla fine quando vedi non c'è niente dici beh effettivamente, e invece secondo me il rischio qual è? Che dopo aver fatto un po' di cancà, aver speso l'ira di Dio, cioè, secondo me è difficile che uno abbia l'onestà intellettuale di dire effettivamente non ho trovato niente, perché magari sembra, cioè, per cui ho paura che vorranno andare avanti e io dovrò difendermi nelle sedi opportune, non mi difenderò certo dal processo, ma nel processo se ci fosse. Non posso fare altro. Fitto, vicepresidente della Commissione Europea, è stato indagato per 17 anni. Cioè, ci sono persone che passano la vita in tribunale, cioè, e poi magari viene assolto, sì, ma chi merita, cioè, e poi devi parlare ai tuoi figli, devi parlare ai tuoi amici, ma non ho fatto niente. Cioè, sai, se lo dici troppe volte uno dice, cioè, perché poi la gente è così, io anche se io vengo anch'io dal popolo, sai, non ero abituato, io non so neanche cosa sia un'area del tribunale, proprio no. Ultima cosa, sulla lista adesso l'opposizione alza la voce, cioè le chiede di andare in consiglio comunale, di parlarne, sì. E cosa rispondiamo? Che vado a dirglielo, basta che non si arrabbiano ancora, cioè se uno mi offende posso dirle che è un maleducato, che è un'offesa o va bene lo stesso, se no secondo me questa gente, ripeto, non è tutta l'opposizione, sono alcuni e guarda caso urlano di più quelli che hanno offeso, che sanno di aver offeso e sono conosciuti come persone che non avendo titolo, perché non è che l'offesa va bene lo stesso, no, ci vado, andrò in commissione, andrò in consiglio, ho sempre dato dappertutto, perché dopo hanno paura, poi se parlo dico parla massa, cioè allora vengo, parlo, ma se parlo io sono fatto così, devo esplicare il mio pensiero, c'è gente più sintetica, io sono fatto così perché credo che per far passare quello che sento non basta una parola, non basta sì o no, devi argomentare, io argomento. A qualcuno gli starò antipatico, cosa vuoi ti dica, non è colpa mia, però nella vita io tutto quello che ho me lo sono guadagnato, se questi hanno invidia non so cosa farci, però lo dico a tutti, non siete tutti così veneziani, non siete tutti quanti così mestrini, la gente è per bene, lavora, ci dà da fare, venite a vedere Mestre cos'è, venite a vedere Venezia, posti bellissimi, stiamo facendo una cosa e venite ai Comics, sarà bellissimo dal 3 e il 4 maggio, ragazzi, ragazze che siete ascoltate, venite, sarà molto bello, anche la sera soprattutto c'è discoteca, ci divertiamo, vi divertite. Grazie infinite, grazie al sindaco Luigi Brugnaro e saluti a te anche dal sindaco, direttore. Grazie a Federico Fusetti, a Tommaso Migol per la parte tecnica e al sindaco Brugnaro che avremo domani sera a Focus, per cui non perdetevi l'appuntamento di domani sera con Focus dalle 21:15. Adesso dobbiamo andare in pubblicità e poi torniamo qui in diretta, state con noi. Nuova in diretta con Focus TG, esplode la polemica dopo le dichiarazioni di Luca Zaia che hanno ventilato una proroga dell'attuale mandato, la reazione
molto vivace da parte del Partito Democratico, in particolare da parte di Andrea Martella, che dice non si gioca con la data delle elezioni, mentre nel centrodestra continua l'affaire dei consiglieri leghisti pronti a passare con Fratelli d'Italia. Sentiamo. Da mesi il centrodestra non fa altro che litigare, a discutere di se stesso, ignorando del tutto i problemi dei veneti, quelli legati alla sanità o al lavoro o al caro bollette. Oggi vorrebbe anche spostare le elezioni. Ecco, voglio dirlo con chiarezza, non ci sono motivazioni giuridiche e politiche per farlo, le elezioni sono previste nell'autunno prossimo, si voti e soprattutto non si pieghino le regole democratiche per interessi di parte. Insomma, non si gioca con la data delle regionali, fa intendere il numero 1 del PD Veneto Andrea Martella all'indomani della battuta di Luca Zaia sul fatto che il suo mandato stia finendo, a meno che non ci siano delle proroghe, frase che ha messo in subbuglio la politica veneta, che già si sta rovellando sul tema del terzo mandato in attesa che sul caso specifico di Vincenzo De Luca si esprima la Corte Costituzionale. A Ring con Ferdinando Avarino interviene anche il giornalista Mario Giordano. Sono dell'idea che il terzo mandato si possa fare, nel senso che non capisco perché si può fare il terzo, ma abbiamo dei parlamentari che sono parlamentari dal 1985 ininterrottamente, da 40 anni, non capisco perché se i cittadini scelgono non siano liberi di scegliere chi li governa. Terzo mandato che non deve diventare un grimaldello per favorire questa o quella forza politica. Giordano, come sempre, va dritto al punto. Se Fratelli d'Italia, Lega, politicamente se la devono risolvere, così se la risolvono nei rapporti di forza fra di loro, ma è una questione politica. Non è che si mette una regola, un vincolo sul terzo mandato per far fuori Zaia. Tensioni tra alleati che non riguardano solo il candidato governatore. Nella Lega si fanno i conti con quei consiglieri regionali che attualmente non versano le quote al partito, dati in procinto di passare nelle file di meloniani e forzisti. A loro il messaggio del capogruppo Villanova. Tutti noi siamo arrivati in regione grazie alla Lega e grazie al presidente Zaia e non dobbiamo mai dimenticarcelo. Facciamo parte appunto di una squadra e nessuno di noi è il Maradona o il fenomeno che è arrivato solo grazie alle proprie gambe. Ma Villanova si rivolge anche agli alleati e a quella che sembra una strisciante campagna acquisti. Ho sentito anche le parole del collega capogruppo Pavanetto. Ecco, io non voglio di Fratelli d'Italia, voglio sperare insomma che non ci sia questa pressione fatta nei confronti dei nostri consiglieri, perché è qualcosa che non sarebbe piacevole. Lega che deve fare già i conti con gli ex big, tra i primi della lista il sempreverde Gian Antonio Darè. Sicuramente correrò a queste regionali, non so con chi, ma sicuramente correrò a queste regionali, non con la Lega, questo è chiaro. Forza Italia sì, con l'amico Tosi, no? Poi insomma l'amico Tosi voleva che corressi già alle europee. Mi sono preso del tempo anche perché ci sono delle valutazioni da fare. Gian Antonio Darè, dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino a Ring. Saluto e ringrazio qui in studio Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta. Bentornato Favero. Buongiorno direttore, sono io a ringraziarla per questa opportunità. Allora, Michele Favero, come sapete, è stato condannato per dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del generale Cadorna e dovrà risarcire la famiglia del generale con 70.000 euro. No? Michele Favero spera anche che ci sia qualcuno di coloro che credono nella causa di Indipendenza Veneta e che da tempo lo sostengono, che qualcuno possa in qualche modo contribuire a questo risarcimento. Sì, ma oltre a questo io vorrei che finalmente fosse fatta chiarezza, no? Ma è possibile che l'unico esercito che ha messo la decimazione per legge è stato il Regio Esercito Italiano, dove dei ragazzi venivano estratti a sorte, 17 anni, condannati a morte per non avere nemmeno, diciamo così, fatto un'insubordinazione, perché, ripeto, estratti a sorte. E un articolo di un suo collega, Alvise Fontanella, da poco che ha messo un caso eclatante che io non conoscevo, di Alessandro Anderloni. Guardi, direttore, una cosa che mi ha proprio fatto venire la pelle d'oca. Questo papà, chiamato al fronte, perde la moglie,
ha una bambina di 4 anni, pertanto lei è orfana di madre, diserta per mettersi a prendersi cura della bambina e i carabinieri gli sparano alle spalle perché è disertore. Queste cose qua, i veneti e anche gli italiani devono saperle. Quante decimazioni sono state fatte? Quante fucilazioni alle spalle di ragazzi di 17 anni che si rifiutavano di farsi letteralmente ammazzare perché erano carne da macello? E le donne? Vogliamo parlare delle donne costrette nei bordelli per soddisfare i bisogni dei soldati, e cerco di moderarmi, che subivano fino a 120 rapporti al giorno? Io capisco, offendere è sempre sbagliato, sono il primo a dirlo. Io non ho mai offeso nessuno in vita mia. Ma quando ho visto le immagini del film Uomini contro, che è tratto da Un anno sull'altipiano di Emilia Lusso, io così sono stato annebbiato dalla rabbia e ho scritto quello che pensavo. Ma ripeto, tutti possiamo avere un momento di debolezza. Sono io il primo a dire che non serve a niente offendere, ma bisogna anche vedere la realtà. Cosa direbbero oggi quelle mamme che non hanno più visto i figli tornare? E magari i carabinieri hanno detto: signora, sa, suo figlio non è morto per il fuoco nemico, è morto perché c'è stato un caso di insubordinazione dove suo figlio non c'entrava niente, ma è stato estratto a sorte e abbiamo dovuto ucciderlo con il comando di esecuzione. Voglio dire, ci rendiamo conto di quello che è stato fatto, della gravità delle cose. La prima guerra mondiale, per chi ancora non lo sapesse, perché molti, secondo me, molti italiani e molti veneti se ne sono dimenticati, è stata una guerra di invasione. Quando leggo anche all'ossario di Asiago o del Monte Grappa questi grandi eroi morti per difendere la patria, no signori, mi spiace, sono morti per una guerra di invasione, per portare a casa Trento e Trieste, quando si poteva tranquillamente usare la diplomazia. Addirittura era stato proposto proprio da Francesco Giuseppe di evitare la guerra. E l'Italia passa dalla triplice alleanza alla triplice intesa, come ha sempre fatto, tra l'altro, tradendo gli alleati. E noi stiamo difendendo ancora la prima guerra mondiale, dico noi, mi scuso, ma da Veneto dico gli italiani difendono la prima guerra mondiale come l'ultima guerra di indipendenza, è evidente questo, perché serviva, come scriveva D'Annunzio, il crogiuolo del sangue per fare gli italiani, o come scriveva D'Azeglio, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, ma con il sangue degli altri. Questo hanno voluto i Savoia e questo hanno voluto i grandi militari italiani, gli alti papaveri, gli alti ufficiali, ma non hanno sacrificato la vita dei propri figli. E oggi che sento ancora parlare di guerra, di riarmo di 800 miliardi, è evidente che l'umanità forse non ha capito niente, non ha capito la gravità di quello che sono le guerre. E tra l'altro in un momento in cui si spera che termini o si arrivi a una tregua della guerra tra Russia e Ucraina, mentre la situazione è precipitata nuovamente in Medio Oriente, quindi le guerre non ci sono mai vincitori nelle guerre, se ne esce sempre purtroppo vinti. Questa è la posizione di Michele Favero sulla prima grande guerra e, ovviamente si può condividere o non condividere, resta il fatto che Michele Favero è un padre di famiglia, è un veneto che è appassionato per la causa per le cause dei veneti e che deve a questo punto far fronte a un risarcimento pesante. Lei, Favero, si aspetta che appunto qualcuno, che siano in tanti a darle un aiuto in qualche modo? Io faccio un appello ai veneti, non tanto solo per Michele Favero, ma perché ci potrebbero essere tanti Michele Favero e qualcuno vuole cucire la bocca ai veneti che così in qualche modo escono dal sistema o dicono qualcosa che infastidisce evidentemente i militari o gli italiani. Quella è stata una guerra di invasione, la seconda guerra mondiale lo stesso. L'Italia ci ha portato a 2 guerre di invasione
E noi veneti, soprattutto nella prima guerra mondiale, abbiamo subito fame e miseria. Voglio ricordare ancora i veneti, quando si parla dell'altare della Repubblica, è nato come vittoriano, si è costruito nel 1870, in quegli anni, dove i veneti emigravano in Brasile, e in una nave di veneti con 7-8 bambini, solitamente più della metà morivano durante questo viaggio. Questo è il regalo dell'Italia al Veneto, altro che la migrazione di oggi. E ce ne siamo dimenticati. Io ho potuto scoprire una cosa che non avevo mai visto in Veneto, visitando paradossalmente la regione delle Marche. A Recanati c'è il Museo dell'Emigrazione Marchigiana e in alto c'è scritto: le Marche sono la seconda regione per emigrazione d'Italia, la prima è il Veneto. Io non lo sapevo. Giusto 8 anni fa, un anno prima che nascesse mio figlio, ho visto questa realtà. Quanti veneti sono a conoscenza di questo? Noi abbiamo più veneti in Brasile che non in Veneto. E questo, ripeto, grazie all'Italia, grazie alla tassa sul macinato, grazie all'espropriazione, grazie a una forma così quasi di schiavitù cui hanno portato i Savoia, perché con le tasse che si dovevano pagare i veneti morivano di fame. Avevamo il più grande numero di mendicanti, lo scrive Deliso Villa. Si moriva di pellagra, per forza si mangiava solo polenta. Vi rendete conto? Allora, quando sentite parlare di indipendenza veneta, non dovete spaventarvi, non dovete così buttarla come fa qualcuno sulla secessione dei ricchi. Noi vogliamo ritornare a essere un popolo veramente sovrano a casa nostra e non vogliamo più questi ricatti, neanche i ricatti della storia, perché quello che sta succedendo a me domani potrebbe succedere a un altro, Michele Favero. Bisogna avere il coraggio di analizzare la storia, di fare veramente un'analisi seria su quello che sono state le guerre, insomma, mondiali. E ripeto, ribadisco, direttore, visto che oggi ci stiamo dimenticando di una cosa importante, la NATO è stata creata per tenere dentro gli americani, fuori i russi e sotto i tedeschi. Noi con l'economia tedesca in stagflazione stiamo dando la possibilità ai tedeschi di riarmarsi, di trasformare le industrie dell'auto in industrie belliche. Guardate che le condizioni sono le stesse per cui scoppiò, la seconda guerra mondiale. Facciamo bene attenzione, lo dico ai politici, naturalmente, che ci rappresentano, in modo particolare al Consiglio regionale del Veneto, che per noi è il Parlamento veneto. Prendete le distanze dall'Italia e da questa Europa di finanzieri e banchieri che hanno una pietra al posto del cuore. Grazie a Michele Favero, segretario di Indipendenza Veneta. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Un assegno per le persone in maggiore difficoltà. L'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi con Mirella Tuzzato ha consegnato assegni con i fondi ricavati dal 5 per 1000. L'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, che grazie anche quest'anno è in grado di aiutarti e siamo molto contenti. Anche io, grazie mille di tutto. Signora, si sta commuovendo? Sì, ogni volta sono scema, vabbè. È con le lacrime agli occhi che Isabella, a 79 anni, riceve l'assegno che l'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, grazie ai fondi ricevuti con il 5 per 1000, riesce a dare a cittadini che hanno maggiori difficoltà. Per che cosa userà questi soldi? Per le medicine. Le medicine sono importanti perché ho problema di stomaco, ho tante patologie, lasciamo perdere e questa è. Medicine, visite, è così che Isabella e altre persone impiegheranno il denaro ricevuto. Non solo borse della spesa, dunque un aiuto concreto per affrontare le difficoltà della vita quotidiana. Senza di voi non riusciamo ad andare avanti, anche perché questo è un aiuto stupendo per noi e per tutta la nostra famiglia. Giancarlo Brusoni, imprenditore veneto, è andato apposta a Roma, in piazza Montecitorio, per fare appello ai politici riguardo a 2 brevetti che riguardano la sicurezza stradale
che finora non gli sono stati concessi e non sono stati praticamente voluti dalle istituzioni. Sentiamo cosa dice. Sono titolari di 2 brevetti mondiali, il primo il telo antigrandine per auto, il secondo le cinture di sicurezza fluorescenti e rinfrangenti. Ne parlò Lili Gruber quando era ancora alla RAI. Queste trasmissioni vennero fatte anche su TG2 Motori, TG regionali. Ecco. E vorrei, dopo avendole vissute un po' tutte e vedendone molte, vorrei, se fosse possibile, parlare con delle persone addette dentro il Palazzo Chigi o insomma quelli che possono variare un po' le regole, le leggi, da applicare certe regole in modo che ci sia più sicurezza per le strade, e questa qua sarebbe una cosa importantissima per ridurre lo smog, per avere maggior sicurezza stradale e tutto questo. E dopo anche, avendole viste un po' tutti, avendo i miei anni, trovare il modo, il sistema di fare in modo che non ci siano più inondazioni, che i fiumi esondano e tutte queste cose. Io, se fosse possibile, vorrei venire a Palazzo Chigi o a Palazzo parlare con delle persone che possono cambiare le leggi, modificarle a vantaggio di tutti noi, per la sicurezza di tutto il mondo, perché questi problemi non li abbiamo soltanto noi in Italia, li ha avuto anche Valencia, li ha avuti tutta Europa, gli allagamenti. Ecco, volevo dire la mia, che avendole viste tutte, ecco, tutto qua, insomma, sarà competenza delle persone addette a contattarmi eventualmente, vediamo, insomma. Giancarlo Bruson, se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Sta andato apposta a Roma a cercare di parlare con i politici nei ministeri. Vediamo un progetto importante, innovativo per il bosco del Fagarè a Cornuda. Difendere la natura e valorizzare il patrimonio del verde pubblico è al tempo stesso un atto d'amore e un gesto di responsabilità verso le future generazioni. Con questo intento l'amministrazione di Cornuda potrà avviare un progetto innovativo che riguarda il Bosco del Fagarè, grazie a 400.000 euro di fondi regionali. Il Bosco del Fagarè rappresenta un elemento unico e qualificante per la nostra Cornuda e gli interventi previsti sono diversi. Andiamo da una rigenerazione silvico-culturale del bosco, quindi con il taglio e il rimpianto di nuove specie, in particolare quella della quercia, che è un'essenza fondamentale per consentire al bosco di poter rigenerarsi e di poter crescere, unitamente a una serie di attività di carattere divulgativo ed informativo, insieme ai partner di questo progetto, che sono importanti, e mi piace ricordare soprattutto l'Università di Padova e il Museo di Montebelluna, ma anche Legambiente e il WWF. Un contributo arrivato grazie alla lungimiranza del progetto, alla visione d'insieme e alla volontà di investire ancora di più sul turismo. Insomma, trattandosi di un bosco, questo intervento diventa una vera boccata d'ossigeno per tutto il territorio. È un progetto che abbiamo presentato ancora lo scorso mandato, ma che si formalizza oggi. È una notizia importante intanto per la particolarità, perché è l'unico forse bosco di pianura che viene finanziato. Dall'altra è un patrimonio ecologico importante per tutto il circondario, non solo per il comune di Cornuda. Con questo progetto intendiamo sperimentare alcune tecniche di gestione del bosco che favoriscono la nascita di piante giovani di querce. Inoltre saranno realizzate una serie di attività coinvolgendo scuole, ma non solo, anche altri gruppi che frequentano abitualmente il Bosco del Fagarè, ma con modalità attive. L'intenzione infine sarà quella di gestire il bosco in maniera partecipata attraverso dei tavoli tematici con i frequentatori e gli utilizzatori dell'area, per dare, oltre che una boccata d'ossigeno, anche un respiro profondo al futuro del Bosco del Fagarè.
Servizio di Alex Giuliano della nostra redazione di Bassano del Grappa. Chiudiamo con Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, che ha ricevuto una chitarra dai detenuti del carcere di Treviso. Sentiamo. Ho ricevuto un bellissimo regalo molto gradito. Anche la scatola è molto bella, Allora, questa è una chitarra realizzata dai detenuti del carcere di Treviso che hanno un laboratorio di liuteria e l'hanno realizzata appositamente per me e hanno scritto anche una bella lettera dove motivano proprio le scelte del colore, della rifinitura, ed è una chitarra elettrica con una forma un po' Telecaster, per cui anche una linea che mi piace molto. Adesso non ho un amplificatore, ma niente, è solo per adesso, li ringrazio, poi la proverò amplificata. Grazie, è una bellissima cosa, è una bella iniziativa, e quindi vi mando un abbraccio e un ringraziamento. Me l'hanno mandata attraverso Federico 40, il barbuto conduttore di Linea Verde e tutti quei programmi mitici che io mi guardo la domenica sulla Rai, e ieri lui è venuto al concerto e me l'ha consegnata in questa fantastica scatola. Grazie ragazzi, vi auguro il meglio. Grazie ai ragazzi del carcere di Treviso per questo emozionante regalo. Ciao. E questo era Lorenzo Giovanotti, felice per aver ricevuto questa chitarra dai detenuti del carcere di Santa Bona. È tutto per oggi. Stasera, come al solito, Focus alle 21:15. Grazie ai nostri registi Mattia Pizzaia, Italo Morao, Edoardo Paris, e ci vediamo, se lo vorrete, stasera con Focus. Buona giornata, arrivederci.